Buonasera e bentornati a Dai Reporter Sera. Come vedete questa sera gli ospiti sono dedicati al Veneto, voi già li intravedete perché parleremo di eccellenza Veneto, ma parleremo di economia del Veneto, parleremo di crisi e parleremo di come uscire dalla crisi. Allora, tra poco si vota, lo sappiamo, si vota in regione, si vota in comune a Venezia. Venezia che per il Veneto e per l'Italia è un marchio, un'eccellenza che ci fa conoscere in tutto il mondo. Noi questa sera vorremmo parlare di come uscire dalla crisi, perché il problema lo conosciamo tutti, le difficoltà ci sono, le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. Ma come uscire dalla crisi vuol dire una politica attenta al territorio, in ascolto del cittadino e vuol dire anche una nuova economia, un nuovo turismo anche, nuove attività di territorio che parlino e dialoghino con il locale, ma che guardino in Italia e fuori dal nostro paese. Con noi questa sera andiamo agli ospiti Alessandra Moretti, candidata per il centro-sinistra alle prossime elezioni in Veneto. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto non resisto e le faccio una domanda. Come va questa campagna di ascolto al territorio? Una campagna importante che l'ha vista protagonista sul territorio in ascolto dei cittadini per stilare un programma che vuole essere innovativo e diverso. Il programma dei Veneti per il Veneto lo definirei, perché sì, sono già 325 i comuni che ho visitato in 55 giorni. Ho dedicato questa parte del mio tempo proprio all'ascolto dei cittadini, delle categorie economiche e sociali. Abbiamo visitato oltre 60 aziende, piccole, medie e grandi. Abbiamo visitato tante cooperative sociali, ma anche tanti negozi, tanti produttori di artigianalità. Lei giustamente ha detto prima che bisogna uscire insieme dalla crisi, bisogna trovare le modalità per rafforzare il Veneto, farlo uscire da un isolamento e renderlo di nuovo protagonista e leader della ripresa economica e sociale. Io sono assolutamente convinta che ce la possiamo fare perché abbiamo tutte le carte in regola. Bene, un programma che è in fase di allestimento, ma ci può anticipare quali sono le principali richieste del territorio? Guardi, la prima esigenza, forse anche drammatica, è quella del lavoro, perché la disoccupazione ha colpito anche la nostra regione e allora nei primi 100 giorni io ho già lanciato delle proposte forti per l'occupazione, agganciando gli effetti molto positivi che la riforma del lavoro del governo sta dando anche in Veneto. Proprio poche ore fa sentivo Mario Draghi che appunto definiva per i prossimi 2 anni un aumento del PIL di 1 punto, quindi faceva capire come la ripresa si sia finalmente agganciata, ma soprattutto 75.000 posti di lavoro già creati grazie al Jobs Act. Allora, siccome ci sono effetti positivi dovuti dall'intrapresa di questo governo, è necessario che anche il governo regionale, il prossimo governo regionale, agganci la ripresa. Allora, quali saranno? Intanto noi daremo a tutte le aziende che assumeranno giovani, oltre a quello che lo Stato darà già con la legge di stabilità, quindi 24.000 euro in 3 anni per chi assume a tempo indeterminato, aggiungeremo 500 euro al mese per un massimo di 6.000 euro. Diciamo no al gratuito, diciamo così, tirocinio negli studi professionali, quindi anche qui noi sappiamo che molti giovani laureati in legge, in economia e commercio, in architettura, che vogliono intraprendere la professione devono trascorrere 18-24 mesi in studi professionali senza essere pagati. Noi daremo allo studio professionale che assumerà con contratto quei giovani, daremo il 50% del salario. E poi, siccome il dramma del lavoro riguarda anche, e direi molte persone che hanno compiuto i 50 anni, cioè persone adulte che però perdono il lavoro e non possono più mandare il figlio all'università, non possono più pagare un mutuo di una casa, beh, allestiremo contratti di apprendistato anche per gli over 50. Come pagheremo tutto questo? Perché bisogna sempre dire ai cittadini in maniera onesta dove recupereremo le risorse. L'Europa dà una grande opportunità, l'ha data al Veneto, 83 milioni di euro per la garanzia giovani che attualmente appunto la Regione Veneto non ha speso interamente, anzi quasi per nulla. Noi utilizzeremo quel fondo proprio per sostenere le imprese e gli studi professionali che vorranno appunto aumentare, quindi aumentare l'occupazione dei ragazzi ma anche degli over 50. Possiamo dire che c'è un'attenzione quindi al mondo dell'impresa ma anche al lavoratore in una visione di insieme? Assolutamente, noi da un lato dobbiamo garantire i giovani, garantire chi perde il lavoro a recuperare la dignità, la sicurezza e la speranza del futuro.
Dall'altro lato per l'impresa abbiamo tre, diciamo, pilastri fondamentali. Per tutti quelli che vorranno aprire nuove imprese o per chi vuole migliorare l'impresa dal punto di vista innovativo e tecnologico, noi abbiamo diciamo così, costituiremo un fondo attraverso Veneto Sviluppo, con il quale copriremo il 33% del finanziamento a fondo perduto, cioè daremo il 33% a fondo perduto di un finanziamento che di cui un imprenditore ha bisogno, appunto per migliorare la propria azienda o per aprirne una nuova. Poi certamente il tema, perché è l'accesso al credito, il tema che appunto le aziende ci chiedono maggiormente. La seconda operazione che faremo a favore delle imprese sarà quella della sburocratizzazione, cioè lei sa che la burocrazia regionale costa 6 miliardi di euro alla collettività, cioè gli imprenditori si sono trasformati in burocrati perché ogni giorno devono dedicare gran tempo del proprio lavoro sugli adempimenti. Allora noi costituiremo un ufficio regionale unico dove lì l'imprenditore o il cittadino può avere tutte le risposte per quanto riguarda appunto le carte e la burocrazia. E poi certamente quello della formazione continua. Lei sa che per rendere le nostre imprese competitive sul mercato internazionale e globale è necessario che imprenditori e lavoratori siano al passo con i tempi, al passo con il mondo che cambia, l'evoluzione delle normative e delle tecnologie. Allora noi individueremo dei voucher spendibili proprio per la formazione, individualmente appunto per ciascun lavoratore che intenderà produrre un cambiamento, un'innovazione, un miglioramento della propria formazione. E per parlare appunto di economia e territorio, noi abbiamo chiesto anche a Fabio Salviato di intervenire con noi questa sera. Fabio Salviato, buonasera, Presidente FEBEA. Studi a livello europeo mostrano come il sociale sia il traino in questo momento e in questo senso l'Europa molti fondi li dedica appunto al sociale, quindi non solo perché serve in un momento di crisi, ma anche perché è un'economia che funziona, per cui se vogliamo uscire dalla crisi dobbiamo partire da ciò che funziona. Certo. Sì, la Comunità Europea nei programmi 2015-2020 ha triplicato i fondi per quanto riguarda il sociale, quindi attenzione al sociale è molto importante. Purtroppo l'Italia, qui dobbiamo recuperare, siamo in coda perché sui 20 miliardi riusciamo a spendere, poi bisogna vedere in che modo, 11, quindi ritorniamo alla comunità molti miliardi, dobbiamo utilizzare bene a partire dagli 83 milioni sulla formazione, sicuramente la nostra regione sulla formazione giovani questi soldi e qui stanno i nodi, no? Cerchiamo anche di poi tradurre in senso concreto queste buone notizie che abbiamo sentito da Alessandro Moretti, cioè la questione del Veneto si può giocare in questo momento una chance fondamentale, importante, no? Siamo un po' al centro sostanzialmente di un cambiamento, no? Io ho presente un mese fa, mi trovavo in Olanda, una slide molto importante, no? Un secolo fa, solo in una battuta, un secolo fa il 100% dell'economia dipendeva dal petrolio, okay? A partire dal 1980 il 20% sono cominciate le energie rinnovabili, okay? Nel 2050 ci sarà il 50% dell'economia dipenderà dal petrolio, l'altro 50% da altre forme di energia, nel 2100 ci sarà zero petrolio e quindi siamo in una fase di transizione, cosiddetta economia e transizione. In questa fase di transizione questa regione si può giocare un ruolo fondamentale anche attraverso l'utilizzo di fondi pubblici. Io aggiungo anche qualcos'altro, no? Si parla di microimprese, siamo la nazione diciamo, europea che ha 1 milione di microimprese. La forza del Veneto sono proprio le microimprese. Il microcredito potrebbe rappresentare, e siamo l'unico paese europeo che non ha un cosiddetto strumento dedicato e strutturato sul microcredito e la microfinanza. Poi non entriamo nei dettagli del sistema bancario. Ma dopo ci entreremo assolutamente, perché sono finanziamenti dedicati a chi avvia un'attività. Assolutamente, quindi che si vanno ad affiancare a tutto quello che è stato detto in precedenza.
Quindi effettivamente è una fase di cambiamento che va interpretata, ma ecco qui un appello va fatto al mondo della politica da una parte, ma anche al mondo di chi deve poi governare, dei dirigenti dell'apparato pubblico, dell'amministrazione, che devono saper interpretare queste forme di cambiamento. E se non sanno interpretarlo, io mi relaziono con i dirigenti che sono a Bruxelles o che sono a Lussemburgo, loro hanno un loro budget, se non lo rispettano a fine anno vanno a casa. Ma lo rispetto nel senso buono. Ora, qui non si tratta di fare terrorismo assolutamente, però si tratta appunto di far funzionare in maniera efficiente ed efficace questa macchina pubblica in tutti i loro aspetti, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. E gli strumenti ci sono, sia strumenti economici dall'Europa, sia esatto. le realtà venete di territorio che assolutamente esistono e trainano non solo il Veneto ma anche il Paese. Con noi Marino Finozzi, assessore al turismo, buonasera. Turismo cardine sicuramente dell'economia italiana e dell'economia veneta. Abbiamo poi un marchio che è Venezia e tutte le meravigliose realtà di territorio anche minori, ma nel senso più piccole, non meno importanti sicuramente, perché il nostro territorio esprime sicuramente a livello culturale qualcosa come probabilmente in nessun altro paese può oggi in Europa. Infatti da una recente indagine risulta che le due principali motivazioni per cui un turista sceglie il Veneto per le proprie vacanze, ai primi posti troviamo enogastronomia e cultura. Sono due patrimoni che vorremmo poter sfruttare molto di più, ma che le risorse ci impediscono di farlo in maniera appropriata. La strategia con cui ci siamo approcciati in questi 5 anni aveva due obiettivi. Quella di destagionalizzare quanto più possibile la presenza turistica nel Veneto per non andare ad ingolfare le solite destinazioni turistiche nei soliti periodi dell'anno e cercare di far conoscere un Veneto che non sia solo quello conosciuto ai più, le principali destinazioni turistiche. Quindi è nata una nuova legge sul turismo che ha definito il territorio in tematismi e ha cercato di caratterizzare ogni tematismo con delle peculiarità specifiche, ad esempio il mare, la montagna, le terme, il lago, quelli che sono i classici tematismi, per poi entrare anche in quelle che erano zone che non avevano mai avuto la possibilità di presentarsi da un punto di vista turistico nei mercati internazionali, ma che oggi hanno invece le carte in regola per poterlo fare. E faccio un esempio dell'area della Pedemontana del Veneto, dove cultura, storia, tradizione, enogastronomia creano le principali motivi di attrazione. Ci proponiamo ad essere in un'offerta tipica del centro Italia, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche. L'abbiamo qui in Veneto, con la differenza che a pochi chilometri abbiamo Venezia, a pochi chilometri abbiamo Cortina, a pochi chilometri abbiamo Verona, Padova, le terme e tutto quello che può completare la richiesta e le abitudini di un turista. Certo, un'altra forma di turismo, possiamo chiamarla un po' un turismo lento. Marino Masiero, imprenditore del settore nautico, ma anche promotore di quello che è un turismo diverso che coinvolga il territorio da vicino, nei dettagli, nelle bellezze proprio che lo contraddistingue. Assolutamente sì. Purtroppo nel mondo siamo costretti a vedere una vita sempre più veloce, ritmi nei rapporti umani, nei viaggi. Ricordiamoci che in Italia, l'Italia venne proposta in Giappone per essere visitata in 3 o 5 giorni, quindi a un giapponese la compagnia turistica propone... Purtroppo questo lo vediamo anche poi in Venezia, un turismo a volte quantitativo più che qualitativo. Milano, Venezia, Roma in 3 giorni. Oppure Venezia, Roma, Firenze in 3 giorni e gli altri 2 con Napoli e Milano. Il turismo lento è sostanzialmente il futuro del nostro nuovo sistema industriale. Il sistema industriale inteso in termini tradizionali purtroppo abbiamo visto che è sostanzialmente finito. Noi abbiamo un'industria che è quella del territorio, dell'ambiente, dell'architettura, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia che si possono sfruttare attraverso sostanzialmente tre tematiche. Il sentimento, che è il sentimento della bellezza, che si esprime in paesaggio, arte e architettura. Il piacere, che è il piacere della cultura, visitare un posto senza conoscere le peculiarità di quel posto, senza essere presi per mano
da chi fa incoming in maniera seria, da chi fa diventare il paese il sistema Ikea. Uno va all'Ikea per comprare un mobile, mica vero, va a vedere anche i mobili, però la famiglia trova tutto quello che gli serve, trova il posto dove lasciare i bambini, trova il posto dove mangiare low cost. Lasciamo per un attimo perdere la questione gastronomica, che è importante. Ma io sono convinta che un servizio a 360 gradi il nostro territorio, Veneto, Italia, anche allargato, lo possa dare. Assolutamente per coinvolgere sì. le famiglie, per coinvolgere i giovani, i bambini. E in questo senso abbiamo ospite questa sera Claudio Scarpa. Buonasera, direttore dell'AVA, quindi chi fa l'accoglienza del turista, che in questo caso a Venezia sicuramente trova una meta di primo livello, di prima... Sì, facciamo l'accoglienza del turista, di una parte dei turisti che giungono a Venezia, perché come lei sa solo il 30% di coloro che giungono a Venezia dormono in un albergo o in una struttura ricettiva veneziana, perché la maggior parte, quasi il 70%, dormono altrove. Molto spesso sono persone che giungono da Rimini, dall'Austria, è stato offerto anche a me quando sono stato in vacanza in Austria il viaggio a Venezia, dalla Croazia, per cui Venezia ha il problema di avere un turismo stanziale, quello delle persone che vengono a dormire in hotel, in bed and breakfast, in affittacamere, che sono poi i veri motori economici della città, perché rappresentano il 70% del fatturato turistico. Dall'altra parte abbiamo un 70% dei turisti che giungono, che invece dormono altrove, portano molto poco alla città e costano molto alla città. Questo è uno dei grandi temi che verrà dibattuto all'interno delle prossime elezioni comunali. Certo, in questo senso noi, proprio per completare un ragionamento, siamo andati ad intervistare i candidati sindaco del Comune di Venezia, proprio perché riteniamo che Venezia sia il promotore, la città promotrice e traino poi anche a livello mondiale della realtà veneta. Sentiamo quali sono gli obiettivi e perché le candidature, quali i programmi per un comune che sicuramente è in difficoltà, visto il problema di bilancio, visto il commissariamento, ma è indubbio che sia una risorsa per tutto il territorio. Venezia merita più proposte, nel senso che vive una situazione molto complessa, non solo per quanto è accaduto da un punto di vista politico, amministrativo, ma perché anche in questi ultimi anni è stata abbandonata di fronte a dei problemi che oggi l'hanno particolarmente ingessata e anche gravata. Penso a tutta la questione di carattere economico legata al bilancio, penso a tutta la questione legata al turismo, al problema con le categorie che vanno dal tutto il sistema dei trasporti, che oggi è particolarmente in difficoltà, al problema legato alla sicurezza, al degrado della città e a quella che è l'immagine che oggi viene mandata di Venezia anche a livello internazionale. Quindi oggi Venezia ha bisogno di affrontare quelli che sono i problemi anche più semplici che costituiscono la quotidianità di Venezia, in maniera particolare però credo debba affrontare il grande tema del degrado, che è strettamente legato al problema della sicurezza. Noi usciamo da una vicenda, quella dello scandalo Mose Consorzio Venezia Nuova, che ha sconvolto non solo Venezia ma anche la regione Veneto, e quindi c'era e c'è ancora bisogno di un rinnovamento amplissimo della classe politica, di persone che non abbiano mai avuto a che fare, a torto o ragione, con quella vicenda, con quegli scandali, con quelle opacità. E i cittadini ci chiedono proprio di voltare pagina, altrimenti non andrebbero neanche più a votare. E questo è il primo dato. Il secondo dato è che Venezia ha sofferto e soffre ancora di un buco di bilancio incredibile, e non si conoscono ancora i dati precisi dopo mesi e mesi, e questa situazione è estremamente imbarazzante, quindi bisogna assolutamente capire che cosa è successo negli anni passati, non soltanto nel corso dell'ultima amministrazione. Bisogna ricostruire questo buco di bilancio e avere delle idee chiare per decidere che cosa fare, sia per quanto riguarda il livello territoriale veneziano, sia nei collegamenti e nei contatti con il livello nazionale ed europeo, perché da sola Venezia, così come è stata ridotta, non può certamente uscire da questa situazione di imbarazzo. Siamo gestiti da un sistema di potere spesso anche nascosto, che fa del buonismo una virtù, ma nella realtà sta ammazzando e ha ammazzato la città, e a partire dal bilancio, che è una situazione disastrosa. A parte i 200 milioni di buco di fatto che è, perché oltre ai 55 ce ne sono altri 120, più 40, insomma il commissario l'altro giorno ha fatto numeri straordinariamente pessimi, ma soprattutto manca proprio la logica di un progetto per questa città, ecco, un progetto strategico. Io credo che proprio dal bilancio, da questo sistema a un momento emergenziale, perché avremo quanto? 4, 5, 6 mesi prima poi di essere commissariati di nuovo, per cui non c'è proprio nulla da guadagnarci.
Io non ho mai vissuto di politica, non ho mai avuto una tessera politica e non vivrò di politica, però credo che sia il momento di chiedere aiuto ai veneziani, ai miei amici, ai miei concittadini, a tutti, aiutatemi, aiutateci, perché abbiamo bisogno proprio di voltare pagina. Questi 3 candidati sindaco alle prossime elezioni di Venezia. Alessandra Moretti, la sicurezza è un tema chiesto dai cittadini, ma parliamo di una percezione di insicurezza o è reale? Girando per il territorio, per i comuni, dialogando con le persone? Diciamo che la percezione da parte dei cittadini sulla sicurezza è molto alta, anche perché ogni giorno noi siamo bombardati, no, da notizie inquietanti, furti, rapine, molti commercianti che vengono messi ogni giorno alla prova da situazioni molto pericolose, reati delinquenziali molto pesanti. E devo dire che la situazione negli ultimi anni è peggiorata, non è assolutamente migliorata, per tutta una serie di ragioni, di carattere ovviamente regionale, di carattere nazionale, di carattere ovviamente anche internazionale. Chi governa la regione ha il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini. Io come cittadino ho il diritto di stare tranquillo a casa, ho il diritto di passeggiare tranquillamente con mio figlio in strada, di poter rientrare anche ad una certa ora senza avere l'angoscia di essere aggredito, cioè il cittadino ha diritto di essere sicuro e chi governa la regione ha il dovere di garantire questa sicurezza. Allora io penso che da questo punto di vista noi possiamo fare molto di più. Può fare molto di più il governo nazionale, può fare molto di più l'Europa quando parliamo di questioni che riguardano per esempio l'immigrazione e quindi tutto il tema dell'accoglienza, della distribuzione degli immigrati, ma dobbiamo fare molto di più anche a livello regionale, mettendo i sindaci nelle condizioni di mettere le proprie città, diciamo così, in una situazione di tranquillità. Tranquillità ovviamente relativa perché si sa che i reati si sono sempre compiuti. In questo momento troppo. Io credo che si sia superato il livello, il limite. Penso che il Veneto oggi stia subendo e vivendo una situazione di emergenza per quanto riguarda la sicurezza. Perché siamo arrivati a questo punto, no? I cittadini chiedono perché oggi la situazione è insostenibile. Perché non sono state fatte delle scelte in questi anni coraggiose. Nel 2010 il bilancio presentava una cifra che era quella di 23 milioni di euro per la sicurezza. Il nuovo governo regionale si stanziò all'epoca e azzerò di fatto quel fondo. Allora, da 23 milioni di euro a zero, oggi si sta ancora discutendo, purtroppo la giunta regionale e il consiglio regionale non hanno ancora approvato il bilancio, cosa secondo me anche molto pesante e molto grave, perché si mettono a rischio ovviamente i servizi, però io penso che uno stanziamento più consistente per la sicurezza debba essere garantito ai cittadini. Perché cosa serve lo stanziamento? Lo stanziamento serve per mettere nelle condizioni i sindaci, per esempio, di illuminare meglio le strade dei quartieri, di predisporre sistemi di vigilanza, di telecamere adeguati. Guardi, ci sono delle aziende venete che fanno e realizzano sistemi impiantistici di sicurezza all'avanguardia. Io, per esempio, ritengo che debbano essere sempre data una sorta di prelazione alle aziende venete, soprattutto quando sono delle aziende eccellenti. Bene, si possono costituire e si dovrà costituire un tavolo permanente tra i sindaci delle città più esposte, questori, prefetti, un collegamento strategico con il governo. Oggi noi abbiamo visto che finalmente il governo Renzi ha, pochi giorni fa, inasprito le pene per i furti in casa, inasprito le pene per le rapine. La Pinotti ha detto che per quanto riguarda le strade sicure ci saranno più presenze militari sulle strade, ma non possiamo, come dire, far sì che i cittadini si sentano in diritto e in dovere di salvaguardarsi da soli. Ogni volta che un cittadino si fa giustizia da sé, ricordo il caso Stacchio, è una sconfitta per la regione e anche per lo Stato, no? Allora noi dobbiamo mettere nelle condizioni evidentemente i cittadini di poter vivere tranquillamente. Oltre a questo, e mi ricollego a quanto diceva la Zaccariotto, una lotta dura e seria contro il degrado.
perché ogni volta che il degrado, come dire, inizia ad espandersi, quello è un problema di delinquenza, di insicurezza, e quindi la sicurezza si garantisce anche, per esempio, pianificando uno sviluppo urbanistico controllato e non come è stato fatto negli ultimi anni, dove negli ultimi 2 piani casa si è data la possibilità di costruire ovunque, quindi una cementificazione dissennata e disordinata, con quartieri di periferia che spesso si tramutano e si trasformano in ghetti, e dal ghetto ovviamente nasce la delinquenza e nasce il degrado. Cioè la sicurezza deve essere garantita e vista a 360 gradi, non può essere, come dire, no, individuato soltanto uno schema rigido, e certamente non è risolvibile mettendosi una maglietta con degli slogan banali o continuando a fare della propaganda. Cioè la politica ha il dovere di individuare le soluzioni, e io penso che queste soluzioni ci possano essere. Con un'importante assunzione di responsabilità, quindi un ruolo politico che deve riprendersi la politica di fronte ad una disaffezione, se vogliamo, soprattutto dei giovani. Vediamo un voto oggi, un 50% degli italiani sembra non andare più al voto, vedremo poi con le prossime elezioni, però chiede degli interlocutori diversi. In questo senso la proposta del centro-sinistra? Ma io credo che, come diceva Felice Casson prima, c'è una richiesta, e io l'ho riscontrata anche nei confronti che ho avuto con i cittadini, c'è una richiesta di trasparenza e di pulizia, di etica, di moralità. Purtroppo anche la nostra regione, ma in generale, voglio dire, l'Italia è stata colpita da scandali pesantissimi. La stessa giunta regionale purtroppo ha avuto un ex presidente, Giancarlo Galan, agli arresti domiciliari per aver sottratto 20 milioni di euro alla collettività. Renato Chisso, assessore alle infrastrutture, prima con Galan e poi con Zaia, anche lui, ma tantissimi dirigenti regionali, la Guardia di Finanza, la magistratura, cioè è stata sindaci, cioè è stata una ipotesi di corruzione assolutamente trasversale. Allora io credo che, per esempio, la forte discussione che in questi giorni, e la Camera dei Deputati ha già, diciamo, in parte votato l'inasprimento delle norme sulla corruzione, perché parliamoci chiaro, noi finalmente abbiamo reintrodotto il falso in bilancio, abbiamo introdotto il reato di scambio politico-mafioso, abbiamo votato Cantone all'autorità nazionale anticorruzione, e Cantone sta predisponendo un protocollo, tra l'altro, che sarà valido anche per le municipalizzate, quindi anche per gli enti locali. Abbiamo aumentato le pene per la corruzione, aumentando le pene per la corruzione abbiamo automaticamente aumentato anche la prescrizione, e quindi abbiamo espresso 2 concetti: chi ruba in politica, e quindi chi con sentenza passata in giudicato viene ritenuto corrotto, deve restituire tutto quello che ha rubato alla collettività, e anche se patteggia va in galera. Oggi Giancarlo Galan ha patteggiato, rispetto ai 20 milioni di euro che ha rubato ne ha restituiti 2,5, e sta scontando la pena agli arresti domiciliari nella sua villa faraonica, probabilmente comprata anche con i nostri soldi. Bene, questo con le nuove norme che il governo ha deciso di far votare al Parlamento non succederà più, perché se hai rubato devi intanto restituire alla collettività tutto, dico tutto, e poi vai anche in galera. E i cittadini vogliono la stessa cosa anche per chi ruba in casa e per chi fa le rapine, perché la cosa insostenibile è questa: il giudice cosa fa? Scarcera quando la pena è bassa, perché ovviamente ha una discrezionalità tale per cui se la pena è sotto i 5 anni può anche decidere per la scarcerazione preventiva. Con le misure volute dal governo Renzi questo non sarà più possibile, per cui i furti in casa e le rapine aumentano, diciamo, la pena, quindi sono sanzionate con una pena maggiore, e quindi si va in carcere. Speriamo che questo possa servire. Ovviamente questo è l'aspetto repressivo, che va bene, ma deve essere abbinato ad una forte attività educativa e poi ad una forte lotta contro il degrado e la messa in sicurezza delle città attraverso dei dispositivi elettronici che esistono e che vanno utilizzati. Continuiamo a parlare di territorio e di Veneto, 30 secondi di pubblicità, state con noi.